È giovedì 29 maggio, buongiorno Sicilia da Angelo Gagliano. E una buona mattinata anche da Marco Carli. Fra poco con Marco Carli leggeremo intanto i quotidiani regionali, ma cominciamo come sempre con le notizie della cronaca. Andiamo a Palermo perché l'assessore regionale alla famiglia Nuccia Albano non sarà consulente medico legale di Alfonso Tumbarello, il dottore di Campobello di Mazara che secondo la procura di Palermo avrebbe avuto in cura Matteo Messina Denaro. Sentiamo e vediamo il servizio. L'assessore regionale alla famiglia Nuccia Albano fa sapere di aver rinunciato all'incarico di consulente medico legale di Alfonso Tumbarello, il dottore di Campobello di Mazara che secondo la procura di Palermo avrebbe avuto in cura Matteo Messina Denaro durante la latitanza e sotto processo con le accuse di concorso esterno in associazione mafiosa e falso ideologico. La sua nomina aveva sollevato polemiche, ma la decisione dell'assessore Albano arriva nel pomeriggio. Per Alfonso Tumbarello la DDA di Palermo ha chiesto la condanna a 18 anni di carcere. La sentenza del tribunale sarebbe dovuta arrivare nei giorni scorsi, invece è stata disposta una maxi perizia informatica e medico legale. E come se non bastasse, l'assessore pochi mesi fa è stata al centro delle polemiche perché figlia di Domenico Albano, già condannato per mafia. Il suo nome infatti risulta agli atti della sentenza del 1956 sulla strage di Portella della Ginestra del 1947, organizzata dalla banda guidata da Salvatore Giuliano. Domenico Albano sarebbe stato responsabile anche di una serie di delitti commessi negli anni 50 nei territori di Borgetto, Terrasini, Villabate e Baucida. Nuccia Albano ha sempre affermato che il padre è morto quando lei aveva appena 10 anni e di aver saputo solo da grande che aveva avuto problemi con la giustizia. Di contro ha ribadito sempre di essere cresciuta con una madre che le ha sempre inculcato i temi e i valori della giustizia e della legalità. Cominciamo allora a leggere i quotidiani regionali, Marco, e partiamo proprio da questa notizia. E andiamo, Angelo, sulla pagina interna della Sicilia perché, come si sentiva nel servizio di Desiree Ferlito, questa nomina comunque aveva scatenato delle polemiche. E allora andiamo a vedere il titolo, perché questo è il titolo che troviamo sulla Sicilia. Albano ci ripensa, no alla consulenza. L'assessore regionale alla famiglia aveva ricevuto l'incarico da medico legale dalla difesa di Tumbarello, che ebbe in cura Messina Denaro. Sono le reazioni, appunto. Schifani che dice inimmaginabile che l'avesse fatto, cioè che avesse continuato su questa strada, ma andiamo avanti e vi facciamo vedere questa parte proprio all'interno. Prendiamo atto della rinuncia dell'assessore Nuccia Albano alla consulenza per il medico del boss Messina Denaro, il dottor Tumbarello, ma rimane il fatto grave di aver accettato, ha detto la senatrice Enza Rando, responsabile di legalità e lotta alle mafie del PD. Questa notizia la troviamo anche sulla prima pagina, ad esempio di Repubblica Palermo, con questo titolo: la consulenza scomoda dell'assessora. È questo che poi alla fine rimane più di tutto, come andiamo a leggere proprio all'interno delle pagine di Repubblica Palermo. Consulente del medico di Messina Denaro, l'assessore Albano rinuncia all'incarico, ma poi appunto disappunto all'interno della giunta regionale e ancora le parole del governatore Schifani: inimmaginabile che non l'avesse fatto. E adesso ci occupiamo di un'altra vicenda, stavolta una vicenda giudiziaria. L'ha toccata senza fare pressione. Un docente universitario è stato assolto dall'accusa di violenza sessuale e molestie verbali. Tutto questo è accaduto a Catania. Sentiamo il servizio. Se non c'è dissenso non c'è violenza, una sentenza che forse farà discutere quella che vede ad oggetto la pronuncia della quarta sezione del Tribunale di Catania, che ha assolto Santo Torrisi, di 67 anni, docente oggi in pensione dell'Università di Catania, facoltà di medicina, accusato di molestie sessuali nei confronti di alcune studentesse. Tra le motivazioni si legge che non aver usato una particolare pressione delle mani nell'appoggiare i palmi al seno non avrebbe prodotto per il semplice fatto in sé un comportamento pregiudizievole. Permangono dei dubbi sull'effettiva invasione della sfera sessuale e del dolo. I giudici convengono sul comportamento censurabile dell'insegnante, ma ritengono che i fatti elencati dalle vittime non bastino per un giudizio di condanna, specificando che seppur sia emersa la prova di un comportamento predatorio o ossessivo, il tribunale deve però distinguere caso per caso se i comportamenti sono sussumibili del reato contestato. Una delle ragazze, ad esempio, non è stata creduta quando ha raccontato che, piegata per raccogliere il libretto degli esami dal pavimento, sarebbe stata avvicinata dal docente con l'intento di molestarla. Il racconto non è stato ritenuto autentico perché in quel momento l'aula era piena di gente. Un'altra ha riferito che mentre si trovava
trovava nella stanza del professore, lui le si sarebbe buttato addosso, ma i giudici affermano che non si comprende cosa significhi buttarsi addosso e se ciò abbia coinvolto la sfera sessuale. E ancora, il giorno del compleanno di una delle ragazze il docente l'avrebbe molestata. Per i giudici appare poco verosimile che, volendole palpare una zona erogena, non abbia fatto alcuna allusione sessuale né abbia utilizzato le dita per palpare. I fatti sono avvenuti tra il 2010 e il 2014 all'ospedale Vittorio Emanuele Ferrarotto, in quel periodo sede distaccata dell'Ateneo. Le motivazioni della sentenza di primo grado pronunciata il 25 febbraio scorso sono state ora depositate. La procura ricorrerà contro l'assoluzione. E adesso vediamo e leggiamo insieme proprio questa notizia, ieri un po' su tutte le pagine online, stamattina anche sui quotidiani cartacei arriva l'assoluzione, arriva la notizia di questa assoluzione con tante prese di posizione, magari con un po' di perplessità. Anche perché appunto le motivazioni della sentenza, Angelo, come dicevi tu, inducono appunto ad avere delle perplessità. Guardiamo già il titolo della Gazzetta del Sud con la stessa frase che hai usato tu, Angelo, per lanciare il servizio, l'ha toccata senza fare pressione. Professore assolto da violenza, il docente catanese accusato di abusi sessuali da 7 studentesse, depositate le motivazioni della sentenza con cui a febbraio i giudici atenei avevano scagionato il 76enne Santo Torrisi. La procura ricorrerà. La stessa notizia la troviamo anche sulla Sicilia, andando nella parte bassa di questa pagina interna. Prof assolto, tocca il seno ma non fa allusioni. Le motivazioni del Tribunale di Catania fanno discutere, PM pronti a impugnare, ricordiamo accusato di violenza sessuale appunto da 7 studentesse. Angelo, ti dico che la notizia trova riscontro anche a livello nazionale, anche perché ieri c'è stato un altro femminicidio ad Afragola, morta una 14enne. Nelle pagine seguenti, ad esempio del Corriere della Sera, seguenti a questa notizia, troviamo proprio il richiamo alla news che arriva da Catania, l'ha toccata senza fare pressione, prof assolto, gli episodi in università per i giudici non sono molesti e i PM fanno ricorso. Grazie Marco. Adesso ci occupiamo di Ponte sullo Stretto, perché le polemiche su questa infrastruttura si arricchiscono di una nuova pagina, perché adesso la CGIL scrive alla Commissione europea chiedendo di bloccare l'autorizzazione per l'avvio dei lavori. La risposta immediata della Lega: così tutelano i lavoratori. La domanda è chiaramente provocatoria. Sentiamo e vediamo il servizio. Il ponte sullo Stretto ormai da tempo è terreno di scontro tra favorevoli e contrari all'opera. L'ultimo fronte di polemica aperto è quello della CGIL, che ha scritto alla Commissione europea chiedendo di bloccare l'autorizzazione per l'avvio dei lavori del ponte sullo Stretto. Alla commissaria la CGIL ha denunciato le gravi criticità tecniche, ambientali, normative e sociali connesse all'iter di approvazione del progetto trasmesso qualche settimana fa alla Commissione con la relazione IROPI approvata dal Consiglio dei Ministri. Relazione che secondo il sindacato non soddisfa le condizioni necessarie e sufficienti previste dal diritto comunitario. Alla CGIL ha risposto la Lega attraverso i suoi deputati siciliani Anastasio Carrà e Valeria Sudano. Invece di remare contro gli interessi del paese e dei siciliani, consigliamo al sindacato di usare la stessa solerzia nel tutelare i diritti dei suoi lavoratori, che proprio da quest'opera infrastrutturale avranno solo e soltanto enormi benefici, con posti di lavoro in più, opportunità di crescita e possibilità di sviluppo. Strana questa CGIL, mai dalla parte dei lavoratori, sono le parole dei deputati leghisti. E allora andiamo a vedere che cosa scrivono i giornali invece sul ponte sullo Stretto. Vedo già anche una pagina nazionale sul tema. Esatto, noi ripartiamo proprio dalla fine del servizio che abbiamo sentito di Francesco Triolo, perché si parla della CGIL e appunto di qualcuno, soprattutto all'interno della Lega, che dice sono contro ai lavoratori in realtà, se sono contro al ponte sullo Stretto. Ovviamente punti di vista. Il giornale, andiamo sul
sul quotidiano nazionale perché oltre a, ne leggeremo poi dopo nella rassegna stampa nazionale e internazionale sull'inchiesta sulle ONG, c'è appunto il sommario che va a tracciare quella che è la notizia che abbiamo detto: Ponte sullo Stretto, la CGIL boicotta, questa è la visione del giornale, 120.000 posti di lavoro. Sulle pagine ovviamente regionali è pieno di questa notizia che ovviamente spesso troviamo sulle cronache regionali, perché il ponte sullo Stretto, che appunto dovrebbe essere realizzato a partire da quest'estate, fa sempre discutere. SOS della CGIL all'Unione Europea, addirittura fermate il ponte, lettera alla commissaria Roswell, non ci sono i criteri per una deroga ambientale, la commissaria appunto all'ambiente dell'Unione Europea. La stessa notizia, per fare un esempio, la troviamo anche su Gazzetta del Sud, con la CGIL che si appella all'Europa. Forza Italia e Lega reagiscono, è un sindacato non a favore ma contro il lavoro. E adesso siamo a Catania, invece voltiamo decisamente pagina, siamo tornati in Corso Sicilia, dove gli automobilisti sono costretti a pagare il pizzo ai posteggiatori abusivi, nonostante siano presenti gli stalli delle strisce blu. Sono state danneggiate anche quadranti vandalici, la cassa automatica e, in nostra presenza, i vetri anche di alcune auto. Il racconto in questo servizio. Hanno direttamente danneggiato la cassa automatica della MTS per mettere fuori uso il POS e per continuare a chiedere monetine agli automobilisti, intascando una cinquantina di euro ciascuno. Una sorta di pizzo sulle strisce blu tra Corso Sicilia e Via Sturzo che fa gola a bande di extracomunitari che, indisturbate, presidiano il parcheggio. E se non paghi sono dolori, tanto i soldi li esci lo stesso, ma per aggiustare il finestrino. 2 vetri in frantumi su quest'auto, il primo forse nel tentativo di aprire questa portiera. Forse non sono riusciti e allora hanno rotto l'altro finestrino, tutto sotto la telecamera di videosorveglianza. Nonostante la presenza delle nostre telecamere, prosegue l'illecita attività di controllo dell'area di sosta con pressanti richieste di denaro o tentativi di approccio alla macchinetta. Qualcuno, intuito l'andazzo, scarica la colpa ai catanesi, come fa questo ragazzo di colore che punta il dito contro alcuni personaggi del luogo, colpevoli di aver rotto il vetro della macchina in questione. Politica sistema, quindi io sono persona di politica, non posso dare a te, tu stare qua e io stare come te qua, uguale. A dirimere tutto potrebbe essere il filmato della telecamera che vedete posta esattamente di fronte al SUV danneggiato. Si vedrà. Intanto la questione sicurezza agita il sonno di automobilisti e residenti. Che cosa che commento vuole fare? Purtroppo ormai questa è una zona franca ormai da tutto. Il problema non sono le prostitute che magari la sera alle 3 di notte vengono qua, è tutto quello che gira attorno. È diventata anche pericolosa di giorno girare qua in centro città. Io ad esempio con mia moglie e il bambino mi spavento per uno scippo, se trovo la macchina danneggiata, ci sono sempre macchine danneggiate. Sinceramente la situazione mi sta incominciando a fare pensare, a preoccuparmi. A me mi è costato quasi 300 euro di riparazione per fregarsi una radio senza frontalino. Bande di extracomunitari invece presidiano il parcheggio di AMT. Sì, questo l'ho visto anche di giorno, ma già è una cosa che è stata segnalata più volte. Siamo in condizione ovviamente sia di sicurezza dal punto di vista di immagine e di igiene che non ce la facciamo più. Amo Catania, vengo spesso, vengo volentieri, però queste cose mi lasciano l'amaro in bocca, E allora, adesso riprendiamo invece la lettura dei quotidiani regionali, partendo dalla prima pagina, vedo già alle tue spalle, della Sicilia. Partiamo proprio dalla Sicilia, Angelo, andiamo a vedere i 2 titoli principali, di solito è sempre così, che si riferiscono a 2 notizie, una di carattere internazionale, Mosca e Kiev verso Istanbul, potrebbero riprendere proprio lì le trattative di pace fra Russia e Ucraina a Istanbul. E poi la notizia di cronaca che ha tenuto banco per la giornata di ieri, e non solo, perché parliamo purtroppo dell'ennesimo femminicidio, la catena infinita di femminicidi, 6 nei primi 2 mesi del 2025. Martina Carbonaro, 14 anni, uccisa a colpi di pietra ad Afragola, nel napoletano. La furia cieca del fidanzato 19enne mi aveva lasciato. Il titolo è Piccole donne muoiono. E poi
la scomparsa, sotto la testata troviamo la notizia, la scomparsa di Ivan Lobello, imprenditore illuminato, guidò la lotta contro il pizzo, aveva 62 anni. E poi la tutela dei minori a rischio, liberi di scegliere, legge all'ARS, via libera unanime, segnale chiaro a livello di antimafia. Ci sono ovviamente altre notizie sulla Sicilia, così come sul Giornale di Sicilia, che apre con gli ex precari e la chimera del tempo pieno. È una discussione che abbiamo trovato spesso sul Giornale di Sicilia e su altri quotidiani regionali nelle ultime settimane, perché si parla di un part-time che alla fine non dà la possibilità agli ex precari di vivere nel modo migliore. La Regione non ha i 30 milioni necessari, al palo l'aumento di orari e stipendi per i 15.000, sono addirittura 15.000 interessati. Anche in questo caso troviamo l'ARS che vara la legge, liberi di scegliere. Ritorneremo anche su questo. Vi facciamo vedere invece su Gazzetta del Sud una notizia che stravolge quello che spesso troviamo sulla nostra regione a livello sia nazionale che locale. Finalmente una notizia positiva, diremmo. Sicilia è la regione che cresce di più. Nel 2023 il PIL è aumentato del 2,3%, 2 volte quello nazionale. Arriva la soddisfazione da parte di Schifani. Andiamo a vedere proprio nelle pagine interne quello che è la notizia in modo più approfondito. Il Sud doppia il PIL nazionale. La Sicilia cresce di più in Italia, è la regione che cresce di più, e ci sono le parole di Schifani e la conferma del nostro buon lavoro, frutto di una strategia mirata, ma siamo consapevoli che permangono ampi divari, soprattutto in termini di reddito pro capite, ammissione importante e che ovviamente riflette la realtà. Intanto ci sono anche le parole di Capone dell'UGL, sindacato, ora rafforzare investimenti e coesione sociale per colmare i divari territoriali e questa famosa forbice, questo gap che esiste da sempre fra nord e sud e che la Sicilia e il meridione in generale tenta di colmare in tutti i modi. Andiamo su Repubblica Palermo per trovare invece un'altra notizia, è la sfida sul sottogoverno. Ecco le 100 poltrone in palio, dagli ACP agli enti parco, le nomine sul tavolo del centrodestra per sbloccare la manovra. Insomma, in sintesi, secondo Repubblica Palermo, è sempre una questione di potere. Le poltrone sbloccano anche le questioni economiche e la manovra su cui sappiamo si basa la vita di ogni governo, sia quelli regionali chiaramente che quelli nazionali. E infatti nelle pagine interne troviamo la notizia ripresa proprio in modo ancora più approfondito con l'assalto alla manovra. Questo è il titolo su Repubblica Palermo, trattativa aperta su 100 poltrone. Malesseri nel centrodestra sulla legge da 50 milioni all'ARS, il via libera passa dall'intesa sui posti di sottogoverno. Ecco quali sono, chiaramente vengono inseriti tutti questi posti di sottogoverno sul tavolo della maggioranza, i vertici degli istituti case popolari, dei consorzi universitari e degli enti parco, ruoli comunque importanti che potrebbero a livello di trattative sbloccare la manovra. Andiamo poi alla notizia che vi abbiamo dato che ha sconvolto un po' il mondo anche dell'informazione, perché chiaramente era un personaggio noto e conosciuto. Stiamo parlando di Ivan Lobello. C'erano una volta gli industriali antimafia, questo il pezzo, l'articolo che troviamo all'interno di Repubblica Palermo, la parabola di Lobello, la morte dell'imprenditore siracusano che fu l'ispiratore del codice etico contro il pizzo, prima di scandali, inchieste e polemiche con la foto appunto dell'imprenditore scomparso. L'altra notizia a proposito
di situazioni appunto antimafia e antipizzo è quella che arriva dall'ARS e di cui si è discusso tanto, soprattutto nella fase iniziale di quest'anno. Liberi di scegliere. La legge che può cambiare il futuro. Qui siamo su Gazzetta del Sud, approvato ieri dall'ARS all'unanimità il disegno di legge che offre strumenti concreti, giuridici e finanziari per allontanare donne e minori dai contesti criminali, creando una rete socioassistenziale. È un documento importante che arriva appunto dall'ARS, la convergenza delle forze politiche e il grazie che arriva per il sostegno e il percorso appunto tra Calabria e Sicilia, anche del quotidiano che abbiamo appunto letto. Liberi di scegliere, questa legge che appunto può cambiare il futuro in tal senso. Angelo. Grazie Marco. Adesso, come ogni mattina, andiamo ad aprire il nostro collegamento con la Polizia Stradale, il compartimento della Sicilia orientale. Andiamo stamattina a Barcellona Pozzo di Gotto, dove c'è l'ispettore Raffaele Genovese. Buongiorno ispettore. Buongiorno a voi direttore in studio dal compartimento Polizia Stradale Sicilia orientale. Sulla tangenziale di Catania segnaliamo le code code, traffico intenso in direzione Siracusa, nonché rallentamenti dallo svincolo di San Gregorio in direzione Catania Centro. Inoltre vi è la chiusura al traffico della rampa di ingresso dello svincolo Zia Lisa direzione Messina a partire dal 26 maggio 2025 fino al 30 maggio 2025, ma nella fascia oraria dalle 9 alle 10. In A18 Messina-Catania si segnalano code in uscita al castello di San Gregorio in direzione Catania per traffico intenso. Nel tratto autostradale tra Aola e Castibile persiste il divieto di transito ai mezzi pesanti con massa a pieno carico superiore a 75 quintali in direzione Siracusa. Passiamo alla A19, ove si raccomanda la massima attenzione e guidare con prudenza a causa della presenza di cantieri stradali. Sulla strada statale 121 Catania-Paternò si segnalano rallentamenti per traffico intenso tra Piano Tavola e Mister Bianco in direzione Catania. Oggi vogliamo evidenziare una delle truffe più comuni su strada, cioè la truffa dello specchietto rotto, messa in atto da automobilisti senza scrupoli che cercano di estorcere denaro simulando un danno al proprio veicolo. Come funziona? Il truffatore è spesso a bordo di un'auto ferma o che vi affianca, simula un urto e sostiene che gli avete rotto lo specchietto retrovisore. Mostra un vecchio specchietto già danneggiato e chiede di risolvere subito con un risarcimento in contanti, evitando così l'assicurazione. Cosa fare? Non dare soldi, chiedere sempre l'intervento delle forze dell'ordine, segnare targa, modello e descrizione del veicolo coinvolto e, se possibile, fare una foto alla scena. Ricordate, se siete tranquilli di non aver causato alcun danno, non cedete alla pressione. È meglio perdere qualche minuto che cadere in una truffa. Dalla Polizia Stradale per oggi è tutto, una buona giornata, grazie e buona serata. Grazie all'ispettore Raffaele Genovese, stamattina collegato con noi da Barcellona Pozzo di Gotto per la Polizia Stradale compartimento Sicilia orientale. Ci ritroviamo domani mattina. Adesso vediamo il traffico cittadino a Catania e questa è la telecamera che ci mostra la situazione, fotografa la situazione su via Vincenzo Giuffrida, dove comunque non ci sono situazioni di particolare criticità in entrambe le direzioni, sia in ingresso alla città, come vedete le auto che hanno appena superato un semaforo pedonale adesso scorrono in basso per raggiungere chiaramente il centro città, mentre le altre salgono per andare su Viale Mediterraneo oppure raggiungere la circonvallazione. Possiamo vedere anche brevemente la situazione sulla circonvallazione. Siamo su in questo momento le immagini che ci mostrano all'altezza quasi del Tondo Gioieni qual è la situazione. Il traffico è rallentato, qui possiamo dire che la situazione è un po' più congestionata, decisamente più congestionata il traffico in Viale Odorico da Pordenone. Bene, torniamo di nuovo in studio solo per un breve passaggio, qualche momento di sosta e poi riprenderemo la lettura dei quotidiani, saranno quelli nazionali sempre con Marco Carli.
adesso è il momento dei quotidiani nazionali, andiamo in postazione rassegna stampa con Marco Carli. Quali sono i fatti più importanti stamattina? Intravedo già la solita attenzione che riguarda chiaramente il conflitto in Ucraina. Stavolta i toni sono tra la Germania e credo Mosca. E no? Mosca, sì, perché poi sono i temi di questo periodo, no Angelo? Solo quando ci sono le elezioni politiche riusciamo a distogliere lo sguardo da quello che avviene a livello internazionale. In questo caso hai letto benissimo le tensioni fra Berlino e Mosca per quanto riguarda gli aiuti all'Ucraina che Berlino, che la Germania ha promesso. Ma poi ci sono anche le parole di Trump, quando mai, ma in questo caso giustificate, perché dice: attendo quello che farà Putin, do 15 giorni allo zar per capire se ci sta prendendo in giro per quanto riguarda le possibili trattative per arrivare alla pace. Trattative anche se c'è comunque una... Sì, c'è un tentativo, l'abbiamo visto anche sulle pagine della Sicilia, no? La possibilità a Istanbul il 2 giugno di arrivare a delle trattative importanti. Quelle che sono lontane invece in Medio Oriente. Ieri in Italia ha parlato Tajani in Parlamento della situazione dell'Italia nei confronti di Israele e ci sono le pagine dei giornali piene di questa notizia. Andiamo subito sul Corriere della Sera. Dicevamo di questa tensione Berlino-Mosca con Merz, che è il cancelliere tedesco, ricordiamolo, missi a lungo raggio per Kiev. Il Cremlino replica: così è in guerra, diciamo, la Germania si alleerebbe all'Ucraina secondo la Russia. Però e propone scatta la proposta dei negoziati poi lunedì che però ricordiamo appunto sono legati a tutto quello che sta succedendo e se ne è parlato tantissimo anche nella famosa telefonata fra Trump e Putin. Qualcuno parlava di bluff da parte di Putin, bisogna vedere se sarà veramente così, lo scopriremo nel tempo. Intanto Gaza, Tajani, morti indignano, c'è un vertice fra Meloni e Macron, ricordiamo i rapporti tesi fra Italia e Francia sotto questo punto di vista, il 3 giugno a Roma. Ovviamente si parla anche della notizia di cronaca, ne abbiamo fatto riferimento anche sui quotidiani locali, il femminicidio ad Afragola, il giovane di 18-19 anni che ha confessato: Martina colpita con un masso, uccisa a 14 anni, mi aveva lasciato. Questo il Marco, leggo il titolo. sotto accanto c'è un'altra... La madre di lui. Sì, questa stavo arrivando proprio anche a dare questa notizia delle dichiarazioni della mamma della ragazza, che dice: la madre di lui mi disse stai attenta a tua figlia. Ovviamente queste sono dichiarazioni che avranno certamente un peso importante. Andiamo come sempre un po' ad approfondire quello che vi abbiamo detto, soprattutto per quanto riguarda Russia e Ucraina e l'aspetto importante della Germania, perché ritroviamo appunto su Corriere della Sera Zelensky-Merz, il patto sui missili, questo è la prima parte della notizia che ritroviamo appunto sul Corriere della Sera, e poi i nuovi negoziati lunedì. Berlino aiuterà a produrre i missili, ira del Cremlino e Trump dà, come dicevamo, 2 settimane a Putin. In 15 giorni mi deve convincere che non sta mentendo. Ricordiamo che Trump ha dato del pazzo a Putin 2 o 3 giorni fa, proprio subito dopo l'attacco a Kiev da parte della Russia. Meloni, prove di disgelo con Macron, anche in questo caso. A Roma il vertice della svolta, martedì l'incontro, in agenda non ci saranno i dazi, il presidente francese andrà anche dal Papa. Andiamo poi sulle parole di Tajani, a Gaza morti che indignano, no all'antisemitismo per interesse, ma vedremo che queste parole italiane raccolgono molte polemiche anche a livello dell'informazione. L'invito del ministro degli esteri a proseguire il dialogo con Israele, lite ovviamente con la minoranza. I titoli dei giornali che si dividono delle prime pagine come spesso avviene, una parte titola soprattutto su ciò che succede in Israele, l'altra invece
sulla sponda dell'Ucraina. Poi ci sono dei giornali che, come vedremo, vanno anche su altro. Su Repubblica, ad esempio, per quanto riguarda l'Ucraina e la Russia, la guerra nell'est Europa, la proposta di Mosca, negoziati con l'Ucraina il 2 giugno a Istanbul, Merz intanto riceve Zelensky e lo scontro con il Cremlino che vi abbiamo raccontato, martedì Macron a Roma per vedere Meloni, intanto a San Giovanni. La piazza della sinistra pro Gaza sarà il 7 di giugno, in questo senso pro Palestina. Molti appunto i titoli legati all'Ucraina, tant'è vero che poi li ritroviamo su vari quotidiani, mentre già su Avvenire andiamo invece a trovare i titoli legati alla situazione in Medio Oriente. A parte la guerra sugli aiuti a Gaza, ancora scontri per il cibo tra i soldati israeliani, miliziani di Hamas. C'è anche l'intervento di Leone XIV, si leva al cielo il grido di mamme e papà che piangono i loro figli morti. Queste le parole di Leone XIV, dunque diventa, e lo sappiamo da tempo, purtroppo una questione umanitaria quella della situazione a Gaza. Andiamo avanti, perché anche in questo senso ci sono dei titoli un po' più forti, come ad esempio quelli del Fatto Quotidiano. I palestinesi affamati? No, solo poco allenati. Sono le parole di Netanyahu, tant'è vero che il Fatto Quotidiano dice: Netanyahu horror, nega l'evidenza sui Gazawi, ricevono cibo. Questo è il titolo del Fatto Quotidiano. E poi si va alla situazione italiana. Tanti quotidiani italiani ovviamente si concentrano sulle parole di Tajani in Parlamento, e dunque sul Manifesto troviamo appunto le parole di Tajani e questo titolo: il grande fardello, niente sanzioni e no al ritiro dell'ambasciatore, nessuna obiezione all'accordo di cooperazione dell'Unione Europea con Israele e conferma del memorandum militare. Tajani in Parlamento non va oltre una generica condanna alle stragi israeliane, e da lì arriva invece un po' la condanna da parte della critica e anche ovviamente dell'opposizione. Dunque sull'unità abbiamo questo titolo: Tajani ammette raid inaccettabili, allora, dice Provenzano, dite sì alle sanzioni. Questo sulla unità. E poi la notizia, anche in questo senso, è la stessa, sulla stessa falsariga dei quotidiani che abbiamo visto in precedenza. Netanyahu è indifendibile, ma il governo continua a voltarsi dall'altra parte sui massacri israeliani a Gaza. Dunque una presa di posizione abbastanza forte che arriva dai quotidiani nazionali sulla posizione del governo legata a Israele. Ma vi dicevo, i titoli non sono solo Russia-Ucraina da una parte, i macro argomenti Russia-Ucraina da una parte e Medio Oriente dall'altra, ma anche altro, come ad esempio sul Giornale, ne abbiamo fatto accenno poco fa durante la rassegna stampa a livello locale, l'inchiesta bomba sulle ONG, Casarini a processo, lucrava sui clandestini, rinviato a giudizio, ha tratto profitto dai soccorsi in mare. Questo è un titolo che si discosta da quello che abbiamo trovato spesso e volentieri sui quotidiani nazionali, appunto legato alle due guerre. Ci sono poi altri giornali che titolano invece su un'altra notizia, come Libero, l'attacco alla polizia razzista, fra virgolette. È uno scontro con Strasburgo, il Consiglio d'Europa contro le forze dell'ordine italiane, fermano le persone in base al colore della pelle o per l'identità e la religione. L'ira del governo, frasi vergognose. Anche Mattarella respinge le accuse europee e bacchetta la magistratura. Questo si legge su Libero. Ritroviamo
la stessa notizia anche su La Nazione, il quotidiano nazionale Resto del Carlino. Strasburgo, agenti razzisti, il Colle difende la polizia, il Consiglio d'Europa, l'Italia controlli tra le forze dell'ordine, la Premier parla di accuse vergognose. Mattarella invita Pisani, direttore della pubblica sicurezza, al Quirinale ribadendo stima e fiducia. Chiudiamo ancora con la foto di Martina Carbonaro, uccisa a colpi di pietra, fermato appunto l'ex fidanzato, e il titolo emblematico: aveva solamente, aggiungiamo noi, 14 anni. Grazie Marco, ci ritroviamo con te fra non molto, sempre nel corso della nostra mattinata. Facciamo una breve sosta, il tempo di vedere le previsioni meteo e poi primo ospite della mattinata, anzi la prima ospite della mattinata sarà con noi la professoressa Ida Nicotra, che è docente di diritto costituzionale al Dipartimento di Giurisprudenza dell'Università di Catania. Parleremo proprio delle elezioni per il rettore dell'Università Etnea, è una delle candidate. A fra pochissimo. Bentrovati da Clara Ventura di Trebi Meteo. Nella giornata di giovedì alta pressione sul nostro territorio, sarà una giornata nel complesso assolata. Da segnalare solo qualche fenomeno a carattere sparso nella prima parte del giorno sull'Abruzzo e al sud, ma comunque in rapido esaurimento. E dunque sulla Sicilia il contesto sarà anticiclonico, con ampie zone di sereno e con tempo stabile per l'intera giornata. Attenzione solo ai venti, che questi soffieranno sostenuti sulle coste, ma anche nell'entroterra si faranno sentire. Le temperature massime saranno localmente quasi estive, infatti si arriveranno a toccare i 28-29 gradi. Nulla da segnalare poi per la giornata di venerdì, alta pressione dominante su tutto il territorio. Questa garantirà una giornata stabile, assolata, con al più di tanto in tanto il passaggio di lievi velature. Temperature massime senza particolari variazioni, si arriveranno ancora una volta a toccare i 28-29 gradi. Dettagli in merito sull'app di Trebi Meteo. Desiree, ma quando cucini tu con me, Desiree, l'assaggio è l'immenso per me. Tutti i giorni su Antenna Sicilia. Bentornati a Buongiorno Sicilia e Doyle. Buongiorno, grazie per essere con noi, alla professoressa Ida Nicotra, che è docente di diritto costituzionale, Dipartimento di Giurisprudenza, Università di Catania. Parliamo delle prossime elezioni alla carica di rettore, una carica importante, delicata. Le posso chiedere da cosa nasce questa sua candidatura? Nasce da una riflessione che mi ha portato a dire che c'è il momento di restituire quello che è un'istituzione, in questo caso una comunità come l'Ateneo di Catania mi ha dato, e quello che sono riuscita a fare nel corso della mia vita diciamo, dipende proprio da questa formazione e da questo momento importante, proprio da studentessa dell'Università di Catania. Noi abbiamo avuto già il professore Baglio, poi abbiamo incontrato anche il professore Foti, oggi siamo con lei, incontreremo credo già domani il professore Verù, quindi per chiudere il cerchio sui candidati. Le elezioni si terranno il prossimo 23 giugno, ci saranno eventuali 2 turni di ballottaggio, uno il 26 e l'altro il 30 giugno, cioè di turni, secondo e terzo turno, e poi un ballottaggio eventuale tra chi ha avuto più voti. Torniamo adesso all'università. Lei diceva prima che ha vissuto tutto all'università, ha fatto chiaramente prima la studentessa, poi la docente. Come sta l'Università di Catania? Il mio progetto è di rilanciare l'Università di Catania e di cominciare con una forte interlocuzione con il territorio, con le imprese e con gli ordini professionali. Credo che l'università è il luogo, diciamo, il presidio della formazione e della cultura, e deve avere anche un approccio concreto, effettivo, per fare in modo che i giovani laureandi e laureati possano trovare immediatamente uno sbocco occupazionale, a cominciare dalla nostra terra,
perché la mia idea è che questa connessione tra l'università e il territorio sia, diciamo, l'aspetto più importante. Si completa l'università se riesce ad avere questo ruolo di protagonista rispetto a una terra che, se vuole, è un po' marginale, in cui si soffre molto, c'è una fortissima dispersione scolastica, quindi anche da questo punto di vista l'università può avere un ruolo importante. Quindi radicarsi ancora di più sul territorio, ma con la, diciamo, quella parte produttiva, con le aziende, e fare sì che la fuga dei cervelli, diciamo così, non avvenga, ma non soltanto dopo che sono laureati, prima. Ovviamente questo accade. Sì, noi come università abbiamo perso tanti studenti, soprattutto nell'epoca e dopo il Covid, e quindi la scommessa è riportare questi studenti a casa, perché molti avrebbero voluto rimanere nelle nostre aule e sono andati via perché magari non hanno trovato quelle condizioni favorevoli e quei servizi che uno studente che paga le tasse e le famiglie che molte volte fanno tanti sacrifici per loro ovviamente pretende dall'istituzione che li ospita. Professoressa, qui tocco un altro tema, che è quello legato forse alla eccessiva burocrazia presente, un'università forse più snella, più smart, un'università più, diciamo, vicina alla realtà di oggi. Sì, il tema della semplificazione è un tema centrale nel mio programma, proprio perché parlando e ascoltando i colleghi mi sono resa conto che questo aspetto di come dire, facilitare i processi decisionali, i processi amministrativi è un aspetto molto sentito, e quindi da giurista a maggior ragione mi occuperò di rendere più semplice il percorso che poi è strumentale alle tre funzioni fondamentali dell'università, che sono la didattica, la ricerca e la terza missione. A proposito di terza missione, è importante che l'università in qualche modo sia in uscita, cioè un'università che aiuta anche i più fragili attraverso, ad esempio, protocolli sulla povertà educativa. C'è già un protocollo all'Università di Catania siglato con il prefetto, con il Tribunale dei minorenni, proprio perché i cosiddetti giovani adulti possano trovare anche in qualche modo rifugio e un riscatto della propria posizione di marginalità e di fragilità proprio nell'università. Forse sarebbe il caso di dire che l'università va da loro. Sull'offerta formativa vorrei tornare ad accendere un faro. Secondo lei cosa si può fare per migliorare, per essere più attrattiva anche? Sì, si dovrebbe agire su due fronti. Da una parte migliori servizi, occorre cioè un sistema di mense, di aule studio all'aperto come nelle grandi università, anche approfittando del clima della nostra città molto mite e temperato. Occorre ovviamente rinforzare tutto il welfare universitario, quindi la possibilità del trasporto sostenibile per gli studenti, ma anche per il personale tecnico amministrativo e per i docenti, e quindi diciamo creare tutte quelle condizioni, se vuole, di contesto che rendono l'università la casa di tutti. Quindi dal punto di vista, ecco, delle strutture, meglio dire delle infrastrutture interne. Poi c'è l'altro tema importante di collegare l'offerta formativa alle esigenze occupazionali, innanzitutto siciliane, nel senso che l'approccio dovrebbe essere un approccio diciamo preventivo, parlare con gli stakeholders, quindi con i portatori di interesse, capire quali professionalità servono al mercato e costruire un'offerta formativa proprio che nasce da questo ascolto con il mondo produttivo. Quindi in sostanza, se si può dire con una parola, l'università deve essere meno autoreferenziale, più portata a capire le esigenze della formazione e del mondo del lavoro. Sì, facilitare esatto. I ragazzi a trovare poi un'occupazione, uno sbocco
sul territorio. Attraverso ad esempio la creazione di academy, come in altre università si sta facendo. Penso alla Federico II di Napoli, che ha queste fondazioni in cui l'Ateneo in concorso con le imprese riesce a piazzare laureandi e laureati direttamente nel mondo del lavoro. Questo sarebbe davvero... Questo è secondo me forse l'aspetto più innovativo che potrebbe cambiare e in qualche modo invertire la tendenza odierna. Lei ci ha detto che la prima cosa da fare, insomma, ce l'ha già spiegata, ma ha in mente altre sfide? Ma guardi, io credo, anche leggendo la cronaca di tutti i giorni, che un aspetto fondamentale l'università lo può avere nel contrasto alla violenza di genere. Io ho pensato di inserire in tutti i corsi di laurea, quindi non soltanto nei corsi di laurea a carattere umanistico, ma anche in quello a carattere scientifico, una materia, un insegnamento sulla prevenzione della violenza di genere e del rispetto dell'equità di genere. Quindi questo momento, questo come dire, approccio dell'università rispetto a un tema così sentito e anche così come dire, fortemente problematico della nostra società potrebbe essere anche alleggerito, ecco, da una presenza di una consapevolezza di questo modello paritario dentro l'università, del rispetto cioè tra uomo e donna. Lei prima faceva riferimento ad una sorta di mix tra quelle che sono come dire, le propensioni, diciamo, umanitarie e quelle tecnologiche, perché noi sappiamo che oggi il mondo del lavoro propone tantissime possibilità, tantissime occasioni di lavoro da un punto con le nuove tecnologie, le nuove sfide. La parte umanitaria forse è quella che ha bisogno di essere incentivata in qualche modo e renderla più attuale? Io nel mio programma sottolineo l'importanza dell'intelligenza artificiale nell'Università di Catania e metto insieme l'aspetto della centralità della persona rispetto alle tecniche di intelligenza artificiale. Quindi l'intelligenza artificiale aiuta certamente, è un supporto non del domani ma dell'oggi, quindi noi come dire, nelle nostre attività quotidiane abbiamo sempre ormai a che fare con questi algoritmi che in molti casi ci facilitano la vita, ma che devono essere sempre orientati a quel senso di umanità che anche secondo il regolamento dell'Unione Europea è centrale, cioè l'uomo si deve servire dell'intelligenza artificiale, non deve accadere il contrario. Ecco, a questo proposito una formazione, dei corsi di laurea, delle materie dentro l'università che come dire, fanno comprendere questo forte legame tra la tecnologia e l'aspetto umanistico mi sembra fondamentale per guidare le generazioni future in questo mondo, diciamo, abbastanza sconosciuto, che però è presente, bisogna in qualche modo gestirlo. Lei è stata una studentessa di questa universitaria. Come vede oggi gli studenti universitari? Sono legati all'Ateneo oppure c'è una distanza fra chi studia e l'istituzione? Il tema dello studente, della studentessa di oggi è un tema importante perché dopo il Covid, questi sono studenti che stavano a scuola durante il Covid, che hanno fatto la DAD, io registro che ci sia molta solitudine e quindi questo aspetto della solitudine in qualche modo deve essere superato e di ansie di questi ragazzi che si iscrivono all'università, che frequentano le aule universitarie e che vorrebbero anche un conforto da parte di noi adulti docenti, e quindi questo aspetto è fondamentale. Io ho pensato anche a uno sportello psicologico per i ragazzi, per le ragazze, ma non solo per loro, perché questa, come dire, nuova dimensione, possiamo dire esistenziale, in qualche modo entra nell'università e bisogna come dire, trovare un rimedio perché si possa diciamo, migliorare questa situazione. Le faccio
Faccio un'ultima osservazione, la componente studenti nella partecipazione al voto è ridotta, diciamo, è molto ridotta, molto contenuta. Secondo lei questo numero di studenti che partecipano al voto per l'elezione del rettore va aumentata, va incrementata oppure va bene così? Perché le componenti sono chiaramente corpo docenti, i membri che sono personale tecnico amministrativo e poi una piccola parte dedicata agli studenti. Su questo mi riservo di ragionare qualora io venissi eletta rettrice con gli organi di governance, quindi con il Senato accademico, con il Consiglio di amministrazione, con i dipartimenti, per trovare una soluzione che sia, diciamo, la migliore, che sia calibrata con molto equilibrio e anche molta prudenza rispetto a un momento, lei ha ragione a dire, importante per l'università, perché oggi si sceglie la rettrice che dovrà guidare l'università per i prossimi 6 anni, quindi è un momento di grande attenzione come tutti i momenti elettorali. Grazie, ricordiamo Grazie l'appuntamento è il 23 giugno, nel caso in cui non ci dovesse essere il quorum che è di 862 voti, si tornerà a votare il 26 e poi il 30 giugno. Se anche in queste 2 date non ci dovesse essere quorum, ballottaggio tra i candidati che hanno ottenuto il maggior numero dei voti. Grazie alla professoressa Aida Nicotra, docente di diritto costituzionale al Dipartimento di Giurisprudenza all'Università di Catania, candidata proprio al ruolo, alla guida dell'Università Catanese. Grazie ancora professoressa. Ci dobbiamo fermare, c'è una breve sosta, poi parleremo di medicina. Vedremo in che modo. Rieccoci, siamo di nuovo insieme e do il benvenuto, buongiorno, al professore Luigi Piazza, che è il direttore del Dipartimento delle Chirurgie del Narnars Garibaldi di Catania. Professore, allora, io ho una scheda, stamattina ho studiato un po' la questione quando sono arrivato, ma c'è veramente, partiamo da questa domanda, poi svilupperemo quello che è la nostra, però mi ha fatto impressione perché c'è la nuova ossessione che è rappresentata dal fatto che si può dimagrire con la medicina, ma c'è quasi così un tarlo, questo è il problema probabilmente. Ma io non parlerei di tarlo, direi che il problema è talmente diffuso nel mondo che anni fa, ricorderete, si coniò questo neologismo di globesità, cioè in pratica con dei rapidi calcoli, cioè il 10% della popolazione mondiale, ovviamente discriminando le parti che non hanno sfortunatamente neanche da mangiare, soffre di questo problema, che non è un problema da poco, perché quando nell'immaginario collettivo di ognuno di noi l'obeso è un personaggio un po' particolare che mangia tanto perché non vuole adattarsi agli stili di vita, ma tutto questo abbiamo dimostrato scientificamente che non è così. Certo, c'è una fascia di persone che sono in effetti che rientrano in questo modello, ma la gran parte ha impresso nel proprio codice genetico il problema legato proprio allo sviluppo dell'obesità, come tutte le altre malattie del resto. Allora, cosa si può fare? Intanto per prevenire l'obesità, poi arriviamo a queste nuove, a queste scoperte, perché sono scoperte importanti, diciamo. Sì, assolutamente sì. Cosa si può fare? È ovvio, è logico, e come dire, non vorrei essere un pochino come dire, superficiale nell'esprimere il concetto che ormai tutti sanno, che lo stile di vita è quello che ci accompagna verso una qualità di vita migliore, ma soprattutto in un'aspettativa di vita migliore. Perché se poi noi andiamo a controllare, a vedere come dire, gli aneddoti che riguardano queste persone ultracentenarie, andiamo a scoprire che hanno delle abitudini di vita, non dico monastiche, ma quasi, certamente con un certo lifestyle, ma hanno soprattutto una cura particolare della qualità dell'alimentazione. Detto questo, il problema è veramente oggi molto difficile anche per l'aspetto socio-economico che genera questo, perché un paziente obeso purtroppo soffre di tantissime malattie e quindi, avendo tantissime malattie, fa diversi accessi agli ospedali ed è quando viene curato per ogni singolo tipo di malattia e non nell'insieme di ciò che questo ha determinato,
impatta socialmente, ma impatta molto anche sulla qualità di vita di questi sfortunati soggetti. Professore, allora negli ultimi anni per queste persone che ahimè soffrono di obesità ma anche di diabete, perché spesso obesità e diabete vanno, diciamo, a braccetto, sono stati utilizzati delle nuove medicine, chiamiamolo così, degli enzimi particolari. Mi spieghi lei che cosa sono, che in qualche modo aiutano, facilitano? Certo, si è partiti da un dato osservazionale che riguardava lo studio del diabete tipo 2. Diabete tipo 2 che è un diabete in rapido esponenziale aumento ed è direttamente correlato anche al rapido esponenziale aumento dell'obesità. Detto questo, questi farmaci erano sostanzialmente dedicati a questo genere di pazienti che addirittura venivano sottoposti a delle terapie insuliniche spaventose per quello che concerne il dosaggio. E quindi si è pensato, o meglio, si è studiato, si è visto con un'osservazione, diciamo, a latere dello studio per cui era partito, che questi soggetti che assumevano queste sostanze e che erano diabetici dimagrivano. È chiaro che l'industria farmaceutica ci ha visto a lungo, ha investito tantissime risorse economiche e aiutando quindi i ricercatori, perché di questo si tratta, perché un ricercatore per poter fare la propria ricerca ha bisogno di fondi di ricerca, che come noi sappiamo è il problema più grande della nostra nazione. E quindi è chiaro che studiando e vedendo si sono scoperti questi due agonisti, si chiamano così, non vorrei essere troppo tecnico, due agonisti recettoriali che modulavano l'aspetto relativo all'insulinoresistenza, cioè che è sostanzialmente una malattia che si sviluppa insieme all'obesità, cioè più uno diventa obeso, più uno diventa insulinoresistente. Poi scoprire se è nato prima l'uovo o la gallina è un po' più complicato e non mi addentro in un'analisi così profonda. Vede, diciamo, in maniera però per semplificare si è visto, si è osservato che somministrando questi farmaci a soggetti obesi, al netto del loro diabete, si otteneva un dimagrimento veramente sensibile. Immaginate l'impatto di questo chiaramente su una popolazione mondiale. E cioè, capite quindi a qualcuno bene, è venuto in mente, cioè, se utilizzo quel tipo di farmaco posso dimagrire. Certo, e questa è la semplificazione del concetto. Proprio detta in maniera... Questa è la semplificazione del concetto e vorrei che questo fosse il messaggio che non passasse da questa trasmissione, perché se no andiamo all'autosomministrazione. Esatto. Non è un'aspirina, ecco, per intenderci, che anche lì bisogna stare attenti a quando e come si somministra. Le automedicazioni, le autoprescrizioni, ovviamente detto da un professionista, non possono che essere aborrite nella loro concettualità. È chiaro che tutto questo che ha un valore terapeutico importante deve passare degli specialisti del settore che seguono e curano in maniera razionale queste persone, perché sono farmaci e comunque non sono scevri da effetti collaterali, che possono anche essere effetti collaterali abbastanza gravi, abbastanza seri. Quindi vi prego, occhio alle autoprescrizioni, il passaparola per cui fatelo anche tu, sono dimagrito. Non ho bisogno di fare un acclientamento in questa trasmissione dei pazienti, ma rivolgetevi ai vostri specialisti, ai vostri medici di medicina generale, rivolgetevi ai vostri internisti, ai vostri endocrinologi, ai vostri diabetologi prima di adottare questa scelta. C'è un altro aspetto: i pazienti trattati, diciamo, si è osservato in uno studio, questi pazienti hanno mostrato una sorta di resistenza ad ammalarsi di cancro, stiamo parlando di pazienti obesi, attenzione, rispetto ad altri. Io direi il contrario, ovvero sia che l'obesità è direttamente correlata allo sviluppo di alcuni tipi di cancro. Ed questo è stato anche questo scientificamente provato da diversi studi, per cui alcuni tipi di tumore sono esattamente e direttamente correlati al grado di obesità. Quindi quello che noi chiamiamo prevenzione non è una prevenzione to cure, ma è una prevenzione anche specifica, perché se non vogliamo arrivare a una malattia che parte da A e finisce a Z, la prevenzione è importante.
Se questa prevenzione contempla anche questo farmaco, questa tipologia, questa famiglia di farmaci in rapida evoluzione, attenzione, perché considerate che questi farmaci nell'arco di 3-4 anni hanno avuto una metamorfosi qualitativamente migliorativa importante e già sono in studio e probabilmente l'anno prossimo saranno sul mercato farmaci ancora più potenti. Quindi probabilmente noi chirurghi resteremo disoccupati. No, ma questo effetto preventivo, fra virgolette, diciamolo così, è più visibile sulle donne rispetto agli uomini, e se c'è una correlazione il fatto di essere maschio o femmina? La correlazione tra maschio e femmina è, diciamo, è relativa, nel senso tra maschio e femmina abbiamo due tipologie di obesità diverse, tant'è vero che noi chiamiamo un'obesità ginoide, che appartiene proprio all'aspetto fenotipico del sesso femminile, e quella androide. Per certi versi l'obesità androide è diciamo, qualitativamente negativa, molto più impattante sul sistema cardiocircolatorio rispetto a quella ginoide, il perché è correlato a questa obesità che spesso riguarda anche le camere cardiache, anche l'aspetto diaframmatico, la peggiore escursione respiratoria. Ma al di là di questo, dal punto di vista di incidenza, statisticamente parlando, il sesso femminile è un po' più colpito rispetto al sesso maschile. Ma non è questo il dato epidemiologico più grave. Il dato epidemiologico più grave che sta emergendo in maniera molto chiara e netta è l'obesità che colpisce l'età quasi scolare. Assistiamo a un rapidissimo incremento del dato obesità già nelle scuole elementari. È un problema di alimentazione e culturale? Entrambe le cose. È un problema di alimentazione, è un problema culturale, è un problema, come ho detto, genetico, perché alla fine succede che una volta che noi sviluppiamo nel bene o nel male un'evoluzione genetica del nostro organismo, in qualche modo lo trascriviamo nel nostro DNA, e quello a quel punto diventa una malattia genomica. Ci siamo fatti una bella chiacchierata, speriamo di essere stati chiari con chi ci sta seguendo da casa. Sì. Insomma, intanto utilizzate i farmaci con grande non parsimonia, ma solo su indicazione. Parsimonia è un termine un po' difficile da dire, perché sono dei farmaci estremamente costosi e allo stato attuale noi abbiamo cercato anche un'interlocuzione con l'assessorato, speriamo, ecco, cerchiamo di renderli fruibili a tutte le fasce di popolazione, perché per il momento è solo prescrivibile per i diabetici. I farmaci si prendono quando è necessario. Assolutamente sì. E solo sì. su prescrizione di un professionista. Grazie al professore Luigi Piazza, grazie a tutti voi. il direttore del Dipartimento delle Chirurgie dell'Arnas Garibaldi di Catania. Ci fermiamo, fra poco ancora ospiti a Buongiorno Sicilia. Torniamo insieme, ora parliamo di ambiente, lo facciamo con Chiara Trifilò, buongiorno. Buongiorno. E grazie anche a Danilo Ieraci. Buongiorno. Buongiorno, rispettivamente presidente e vicepresidente di Chiaria, giusto? Sì, sì. Oh, bene, Chiaria è un'associazione che si occupa di ambiente, si occupa di ecosistema, si occupa insomma di migliorare quella che è la nostra vita su questa terra, soprattutto alle pendici dell'Etna, anzi sull'Etna direttamente, perché avete fatto una cosa bella, molto bella, un progetto iniziato a ottobre dello scorso anno. A maggio dello scorso anno. Quindi un anno sì. fa. Io, sì. No, ottobre è quando avete lanciato la colla. Sì, esatto. Quindi, ecco. Però insomma ci siamo già visti. Sì. In quell'occasione abbiamo parlato di quello che avevate in mente di fare, ora parliamo di quello che avete fatto. Cominciamo da Chiara. Sì, allora siamo felicissimi di essere qua a questo punto a raccontare questa cosa straordinaria che ha preso vita sull'Etna, soprattutto in particolare nel territorio di Trecastagni. Noi ci siamo ritrovati a luglio del 2023 a gestire insieme al Consorzio Il Nodo di Catania e l'impresa sociale Sustanza un punto base per l'escursionismo del Parco dell'Etna, Casa della Capinera.
un luogo stupendo di memoria verghiana che raccontava insomma la nostra storia, però era pieno di spazzatura. Quindi discariche ovunque, non solo sacchetti e la spazzatura, ma resti di rifiuti speciali carrozzeria e anche Eternit. Abbiamo cominciato un processo di pulizia e abbiamo cominciato a interrogarci in che maniera questa pulizia potesse seguire a una visione di far rivivere quel luogo e restituirlo alle persone, anche restituendo una responsabilità. Stiamo vedendo delle immagini. Sì, sì. E allora a questo lavoro di pulizia è seguita l'idea di sostituire i luoghi violati dai rifiuti con opere di land art dedicate alla sacralità della natura, quindi trasformare in altari luoghi violati, proprio per interrogarci sul senso del sacro rispetto al rapporto con la natura e domandarci come mai l'abbiamo perso, perché abbiamo bisogno di un'immagine della Madonna o di Padre Pio per dire quel luogo è sacro, quando la madre terra, come San Francesco la chiamava nel Cantico delle Creature, ci dà vita, sostentamento, e lo faceva già con i nostri nonni, non abbiamo bisogno di andare tanto lontano nel tempo. Quindi abbiamo fatto una chiamata alle arti, una call in cui abbiamo ricevuto 58 progetti da tutta Europa. E di questi progetti, adesso vado da Danilo, ne sono stati scelti alcuni. Sì. Non tutti, ovviamente non si potevano realizzare tutti, ci mancherebbe. Avremmo voluto. Però devo dire che alla fine siete riusciti, grazie anche, abbiamo visto nelle immagini, all'aiuto di volontari, di altre associazioni, in maniera inclusiva, devo dire, un po' di tutti, a realizzare davvero qualcosa di meraviglioso. Sì, abbiamo lanciato questa call, come diceva Chiara, attraverso anche l'aiuto di una giuria di esperti abbiamo selezionato queste 5 opere che sono già concluse, ma sicuramente non vedrete oggi le immagini per non spoilerare nulla. Abbiamo visto qualcosina noi mentre si lavorava, niente di più. Esatto, quella era la 6ª opera, che è un'opera collettiva che gli artisti stanno facendo per la creazione di un parco giochi naturale all'interno dell'area di pertinenza di Casa della Capinera. E quindi con la selezione di queste opere e di questi artisti che hanno rispecchiato alcune caratteristiche fondamentali che richiedeva proprio il progetto per andare poi a costruire e costituire quello che è l'ecosistema culturale al quale il progetto mira, hanno lavorato in questi 45 giorni sul territorio e ne è venuto fuori veramente un sentiero bellissimo che invitiamo tutti al 2 giugno. A scoprire. Esatto. Quando lo possiamo scoprire? Lo possiamo scoprire il 2 giugno, ci sarà una festa stupenda perché proprio ci tengo a dire, come hai ben sottolineato, che il lavoro è stato un lavoro partecipato, perché giustamente quello che ci siamo detti, facciamo un progetto che non parla solo al mondo dell'arte e della cultura, alle persone che normalmente non inquinerebbero e sporcherebbero l'Etna, in che maniera riusciamo a veicolarlo a tutto il territorio. E quindi abbiamo coinvolto le scuole, abbiamo coinvolto i richiedenti asilo, abbiamo coinvolto minori del circuito penale, quindi seguiti dal Ministero di Giustizia, che hanno lavorato con gli artisti e le artiste a realizzare questa 6ª opera e che già con noi, prima dell'arrivo degli artisti, hanno fatto tutto un percorso insieme proprio per riscoprire questo connubio fra ecologia affettiva nello specifico, quindi quella che parla di emozioni, arte e senso del sacro, proprio per creare questo ecosistema culturale. Questo che stiamo vedendo adesso è il video che ha lanciato la Call for Artist, perché poi noi avevamo ancora tantissimi rifiuti. Ci tengo a dire che è veramente molto importante che il comune di Trecastagni è stato al nostro fianco in maniera straordinaria, impiegando tantissime risorse economiche, di tempo, di visione nel ripulire un'area di oltre 5 km quadrati. Perché quindi noi ci è voluto tanto tempo, sì, avete sì. impiegato tante risorse fisiche, attenzione, non soltanto risorse umane ma anche risorse fisiche. Alla fine, abbiamo un minuto, dobbiamo chiudere, la soddisfazione è grande, immagino. Sì. E che cosa, non dico cosa vi resta, ma che cosa vi dà
per il futuro questo progetto? Cioè la conclusione di questo progetto immagino che innesca un meccanismo virtuoso, perciò si è pronti a fare qualcos'altro. Certo, quello che ci dà soddisfazione e ci spinge ogni giorno a lavorare è vedere la gioia e la bellezza nelle persone che ritrovano e riscoprono quel luogo, passati da un abbandono totale per purtroppo l'incuria di pochi, rivediamo la vita e la rinascita di un ambiente che poi è della comunità. Allora, siete pronti per iniziare? Questo ancora deve essere inaugurato, ma siete pronti per iniziare un'altra avventura? Assolutamente. E ringraziamo la Fondazione CDP che ha finanziato il progetto, che ha creduto tantissimo, perché con le nostre forze non ce l'avremmo potuto fare, perché le belle idee sono importanti, ma ci vuole anche chi le sostiene. Grazie allora. Grazie alla Fondazione. Vi aspettiamo il 2 giugno. Grazie allora a Chiara Trifilò, che è il presidente di Chiaria, e a Danilo Ieraci, che invece è il vicepresidente. Grazie in bocca a al lupo. voi e viva il lupo. Allora ci dobbiamo fermare per vedere le pillole di Almanacco e poi, come sempre, vedo già Marco Amato pronto, scopriremo cosa le stelle ci riservano per oggi. L'Assemblea Generale delle Nazioni Unite ha scelto il 29 maggio per celebrare la Giornata Internazionale dei Peacekeepers, una giornata per onorare gli uomini e le donne che hanno prestato e continuano a prestare servizio nelle missioni di pace delle Nazioni Unite in tutto il mondo. Ma gli osservatori astronomici possono essere mandati in orbita? La risposta è sì, ed in particolare ci permettono di studiare e conoscere l'universo con metodi nuovi, registrando immagini perfette, prive di turbolenze e captando radiazioni altrimenti assorbite dall'atmosfera terrestre. Pensate che il satellite Kepler è riuscito a studiare contemporaneamente 150.000 stelle molto lontane dalla nostra vista e non facilmente rilevabili da una stazione a terra. Dell'oroscopo, come anticipato. Buongiorno a Marco Amato, e vedo già con la sua tazzina Pois. Esatto, buongiorno Angelo, buongiorno Sicilia. Allora, stamattina c'è un personaggio poliedrico, devo dire, del mondo del giornalismo sportivo, ma non solo. I tuoi riflettori si puntano su Fabio Caressa, proprio perché, come dici bene tu, ha dimostrato una grande versatilità e poliedricità. Fabio adesso si cimenta in un programma molto particolare dal titolo Morning Road. Si tratta infatti di un show, una prova show, insomma, in cui 12 concorrenti saranno in una parte della giungla amazzonica a contatto totale con la natura e dovranno non cedere alla tentazione di avere dei viaggi per cui il montepremio andrebbe a diminuire. Per cui una prova, insomma, di coraggio, di resistenza, molto interessante, come un reality che affronta questa passeggiata nella giungla. Ebbene, questa nuova versione di Fabio Caressa è data proprio dal fatto che Saturno, il pianeta appunto del lavoro, e Nettuno, quello della fantasia, sono nel segno dell'Ariete, che è il suo segno zodiacale. Tutti gli Ariete, i segni di fuoco, quindi Ariete, Leone e Sagittario, avranno un'ondata lavorativa decisamente importantissima nei prossimi 3 anni, e sicuramente ancora una volta si può dimostrare come con grande si può essere assolutamente versatili e professionali. Quindi in bocca al lupo a Fabio Caressa e a tutti gli Ariete che stanno attraversando un periodo di auge professionale. Ebbene, oggi la Luna entra in Cancro, tutto sembra addolcirsi un po', parla di affetto, ma c'è bisogno di sicurezza, perché proprio il Saturno e il Nettuno che citavo poco fa in Ariete quadrano questa configurazione zodiacale, quindi una luna che andrà rassicurata, soprattutto per Ariete che cerca certezze o che qualcuno lo mette in crisi, ma l'Ariete è abbastanza forte e capace da superare tutto brillantemente. La luna del resto dura 2 giorni.
Toro, per voi questa è una luna molto compatibile, è una luna che parla di comunicazione, di socialità e di ritrovato affetto in ambito familiare. Un Toro che si risveglia anch'esso sempre di più su tutti i fronti. Gemelli, per voi è una luna un po' più oggettiva, pratica, lucida, una luna che vi vuole fare scegliere tra due strade, la A o la B. Al bivio scegliete conveniente, quella soprattutto che vi farà risparmiare più tempo. Cancro, la luna potentissima oggi è nei vostri gradi, una luna quindi tra le più potenti dello zodiaco, che parla comunque di lavoro e di benessere. Volete un po' distaccarvi, volete un po' dedicarvi di più agli affetti. Leone, per voi è una luna emotiva, una luna che dà qualche sospetto, ma avete Marte nel vostro segno zodiacale, se da un lato crea un pochino di tensione, dall'altro però vi dà la sicurezza giusta per non cedere ai dubbi. Di Vergine, la vostra natura zodiacale con questa luna è esaltata, tutto si ammorbidisce e gli astri già parlano di un preludio ad un momento molto bello della vostra vita con molta più leggerezza. Quella luna vi farà puntare molto sugli amici oggi. Bilancia, luna di quadratura per voi, per cui oggi dovrete mettere in discussione qualcosa, soprattutto in ambito lavorativo. Saturno è in opposizione, la bilancia inizia un periodo in cui dovrà riconsiderare tutta una serie di applicazioni. Scorpione, il vostro cielo oggi ha una luna bellissima in trigono ed è un cielo che auspica molto bene per sentimenti e passioni. Sagittario, per voi invece la luna è un po' distante, vi parla poco ed è una luna che non avrà dei risvolti particolarmente importanti, anche perché voi avete già il trigono di Saturno e Nettuno, quindi forza verso nuove conquiste e avventure, quelle che piacciono a voi. Capricorno, luna d'opposizione oggi, quindi oggi dovrete un poco interrogarvi sul conflitto io gli altri e come gestirlo. A volte date un'immagine di voi un po' troppo spartana, addolcitevi un po'. Acquario, è una luna che parla di sogni per voi, di stimoli e di fantasia, ma è anche una luna che vi farà considerare un po' meglio i tempi da distribuire in agenda e come nei luoghi di lavoro gestirvi al meglio. Pesci, luna di trigono per voi, una luna sentimentale che riesce oggi ad abbracciare un po' tutti, ad ammantare d'affetto. Il vostro è un segno zodiacale votato alla protezione degli altri, oggi darete il meglio di voi. E detto questo, auguro a tutti una splendida giornata e buongiorno Sicilia. Marco, ci ritroviamo come sempre domani, l'appuntamento per conoscere il futuro riservato dalle stelle a tutti noi. Adesso torno da Marco Carli per... Vedo qualcosa di sport? Sì, abbiamo parlato di Fabio Caresse, allora il legame viene spontaneo, anche perché siamo nella parte anche più leggera, no, della trasmissione, andiamo sullo sport, ma c'è un clamoroso giro di panchine, ve lo facciamo vedere, è il momento particolare, però quest'anno ancora di più. Allora, il Milan è tornato su Allegri, sarà lui l'allenatore dei rossoneri, un ritorno Ci sono diversi ritorni, si immaginano diversi ritorni. Esattamente, pronto a chiudere 3 anni di contratto Allegri. Intanto però italiano ovviamente rimane a Bologna, era l'alternativa, no? Sì. Per il Milan. Però clamoroso Palladino. Clamoroso Palladino se ne va da Firenze, quando sembrava ormai chiaro la sua permanenza, anche perché la Fiorentina ha riconquistato nuovamente l'Europa. Gasperini vede la Roma in questa coabitazione che in molti giudicano scomoda con Ranieri, e invece Conte potrebbe clamorosamente restare al Napoli, ma anche su questo restiamo sempre sul condizionale, nello sport è d'obbligo. D'accordo. Grazie Marco, noi ci fermiamo qui. Buongiorno Sicilia torna domani mattina, a tutti l'augurio.